Oh sì, Foxy! Dove siamo? Dovrebbe essere questo il posto, amico mio! Dovrebbe essere di qui! Foxy, arrivo! Aspettami! Ok, dovremmo essere vicini! Foxy! Foxy! Ma che stai facendo? Dai, andiamo! Ok, dovremmo esserci! Questa dovrebbe essere la porta! Ok, come si apre questa cosa? Questa è la posizione che ci ha dato mia mamma, sì! Ma questa è casa di mamma me. Ma no, è la casa che ci ha regalato mia madre, capito? Vivremo qui! C'è qualcuno, sicuro? No, è impossibile, non mi sembra, ma... Controlliamo. C'è per caso qualcuno? Che stai facendo? Ma che fai? Vedete se c'è qualcuno Ma dentro. non si può vedere da qui, dall'altra parte si vede! Dai, cerchiamo un modo di aprire! Cavolo, dovremmo trovare un modo, non lo so, per aprire sta porta, dietro sta pianta, per esempio! Ci sarà qualcosa, mannaggia! Foxy, che stai facendo? Suonando al campanello. Non trovo il metodo per entrare, Crazy. Magari possiamo suonarlo in questa maniera. Non trovo il metodo. Ah, cavolo, Crazy. Foxy? Forse! Sto cercando un metodo per aprire. Vieni qua e dammi questa. Chi te l'ha data questa? Che? Sono le chiavi che mi ha detto mamma me. Ah, le chiavi di mamma me. Sì, le chiavi di mamma Mac. Sei un imbecille! Mi hai fatto perdere mezz'ora qui a cercare di capire! Entriamo dentro questa casa. Foxy! Oh mio Dio, ma dove siamo? Questa è la nostra nuova casa! Sono molto emozionato, Foxy! Foxy! Ma che stai facendo? Ma dico io, stai leccando il muro! Crazy, ma non capisci che stavo analizzando? Stavi analizzando? Senti, se non la smetti ti analizzo io! Dai, cerchiamo di capire cosa è questa casa, perché qua ci sono cose misteriose e belle! Wow! Foxy, vieni a vedere! Dimmi, Crazy! Guarda, nelle nostre camere! Fermo, fermo! Ci sono cose in tutte le stanze, guarda! Io! Qua c'è addirittura la scritta Crazy! C'è solo un piccolo problema! Che significa? Poliziotta Giada! La Poliziotta vive con noi! Oh, però non è male. Effettivamente è la mia crush! È fantastico! Potremmo spiare di notte! Potremmo spiare di notte! No, spio io di notte, non ti far venire strane idee! Vieni a vedere, caro amico mio, è fantastico! Un salone da sogno, mi chiedo come sia possibile! È veramente una figata! Aia! Crazy, guarda qui! Raga blu! Ho un computer da 12 milioni di euro! Ma che dici? Semplicemente è il tuo computer! Effettivamente anche questi erano nostri. Crazy, ma tu per caso è entrato in casa nostra? È vero! Ho trovato anche le nostre tazze qui! E anche i nostri cappelli rosso e blu! Per non parlare dei nostri bastoni da combattimento, guarda! E poi... oh cavolo! Ma questo è Rio! Mi manca il mio pappagallino! Mi manca! Mi manca!
Ma tu parli? Rio? Ma aspetta, tu non sei il vero Rio! Foxy, passiamo alle cose serie. Che ne dici se spiamo la poliziotta del quartiere? È quello che stavo pensando. No, aspetta, devo spiarla solo io perché no, ok, basta, non la spiamo. Andiamo a cucinare perché è ora di cena. Questa nuova casa non so te, Foxy. È bellissimo! Sì, proprio è una bellissima giornata. Non so cosa proprio potrebbe rovinarla. Signora poliziotta, ciao, che ci fa qua? Ho sentito che mi volevate spiare! Ma voi lo sapete, io ho le telecamere di sicurezza. Io Foxy, sì. Non sia mai che io la voglia spiare. Colpa sua che sicuramente vuole pensare e avrà detto qualcosa del genere, vero Foxy? È vero? Va bene dai, per questa volta lasciamo stare. Ma voi lo sapete che mamma Med ci ha comprato casa e vivremo insieme. Anche se non sono molto contenta. Wow! Io sono super contento e anche amico. Ci divertiremo un mondo, vedrete. Andiamo. Guarda te, Crazy, ci vediamo dopo. Vedi che non mi sono dimenticato di te. Andiamo. Ah, ok. Sì, aspetterò. Bene, dai, inizia a lavorare, dai. Su, veloce. Crazy! Eccomi. E tu sei pronto a fare le faccende di casa? Oh, ma io non voglio fare le faccende di casa. Ma che? Una volta ci pensava mia madre. Devi sapere che io e mamma Med siamo migliori amiche e quindi anche voi dovete fare le faccende di casa. Un attimo, ma lei cosa fa, Tranquillo che io le faccio le faccende di casa. Va bene. Veloce, più pulita, io non posso qui. La, che bello lavare i piatti. Signor Pollo, anche tu pensi che sia bello lavare i piatti? Scusami, come dici? Oh, vuoi lavare altri piatti? Vieni qui, laviamo altri piatti. Oh. Prendi l'acqua. Aspetta che ti sciacquo la testolina. Oh. Ti è venuto il singhiozzo! Crazy! Foxy, poliziotta, pronto? Andiamo! Non c'è nessuno, Foxy! Mi sa che potremmo spiarla tutta la notte per darci quella... Vi dichiaro in arresto! No, ma dai! Già dal primo giorno! Lei non è una vera poliziotta, lo sappiamo, però io la amo. No, niente. La poliziotta, lei sta scherzando lui. Bene, vi lascerò adesso nella mia stanza, così imparate la lezione. Ciao! No! Ora andrò nella camera di Foxy a riposare. Ma dove c'è fatto, Foxy? Io ti avevo ammanettato! Mi sta dormendo! Alza qui! Ehi, ma che sta facendo questo qui? Però ho sentito che ha detto di iscriverti e lasciare un like. Fatelo, mi raccomando!